Ciao, salve, mi dici chi sei? Io mi chiamo Lina, tu? Cosa devo offrire? Non ho capito. Siete in tanti? Mi accenderesti la lucetta di quello strumento che ho appoggiato là sopra? Toccalo per piacere. Vabbè, non lo vuoi toccare? Mi dici, mi dici cosa facevi qua dentro? Qual era il tuo compito? Quale? Era la tua casa? Lavoravi per il signore che abitava qui? Che è solo? Continua, racconta. Ma sei tu che non vuoi che loro parlano? Perché? Guarda che la voce, eh? Mi sta seguendo. Sei una donna tu? Ho sentito una donna. Tedeschi. C'erano i tedeschi qua. Erano dei buoni signori. Hanno guerreggiato tanto. È sempre lui, eh? Cosa è successo a marzo? Andiamo dove c'era il camino? Andavate là a scaldarvi d'inverno? Boh, andiamo, dai. E secondo cosa? Sì. Qui mangiavate?
C'era anche un frate qua. Io l'ho visto da sopra l'altra volta. Come mai siete ancora qua? Non avete preso la via della luce? Accendete quello strumento sulla sedia? Poi teniamo via. Ti accompagno di sopra. Io vorrei andare sopra, ti dispiace? No, noi andiamo, Ti segui? Dove sono qui? Qui, se c'è qualcuno mi tocca quello strumento e mi fa cadere la pallina, qua io sapevo c'erano i deboli della famiglia, quindi c'erano anche bimbi. I bimbi non vogliono giocare con la pallina. Mi ho portato un giochino, non mi fa male, non mi vogliamo fare del male. Sento sempre un tic da quella parte lì, sembra una lampadina che tintina. Wow, mi è piaciuta la musica! Dici bene sul terra.
Allora, i vostri nomi li so già, non mi serve che mi fate la lista come l'altra volta. Mi raccontate un po' di voi, adesso voglio vedere la vostra, voglio sentire la vostra storia. C'era una Francesca con tanti fratelli. Quindi che nome dell'erede chi era? Qual era? Mi fai vedere che si accende quello strumento nero con la lucetta verde? Basta che ti avvicini. Me lo accendi per piacere. Avete la pallina. Guarda, mi saresti proprio contenta se la muovi. Andrei fuori di qua felicissima. Dai, spostala per piacere. È tutta colorata, bella.